Buonasera, bentrovati col notiziario di prealpina.it. Oggi il ritorno della Lombardia in zona gialla, riaperti i ristoranti che possono servire i clienti, ma solo ai tavolini all'aperto. A pranzo il debutto, si è registrata a Varese una prima affluenza nonostante il tempo incerto che ha scoraggiato la clientela. Ora si attende l'esito della serata sulla quale incombe però il rischio della pioggia. Ristoranti e pizzerie hanno comunque ricevuto in questi giorni prenotazioni. Le previsioni meteo non sono favorevoli anche per i prossimi giorni. E ora i dati dell'emergenza Covid sono numeri bassi anche perché fanno riferimento a un numero esiguo di tamponi effettuati. Sono 872 i nuovi casi in Lombardia a fronte di 16.993 tamponi. L'indice di positività è al 5%, in calo i decessi, 31 nelle ultime 24 ore e in calo anche i ricoveri sia nelle terapie intensive sia negli altri reparti ospedalieri lombardi. In provincia di Varese solo 21 nuovi positivi, ma la premessa resta quella che i tamponi eseguiti sono stati pochi rispetto al normale standard. La provincia con più casi è Milano, 303 nuovi positivi. Passiamo ora all'inchiesta Mensa dei poveri su un presunto sistema di mazzette, appalti e nomine pilotate. Sono 102 gli imputati, tra cui l'ex coordinatore di Forza Italia Varese Nino Caianiello. Il procedimento è in fase di udienza preliminare a Milano. Questa mattina il GUP Natalia Imarisio ha rigettato le eccezioni di alcuni difensori che contestavano la competenza territoriale di Milano, indicando la competenza territoriale di Busto Arsizio o Novara. Il procedimento, così ha disposto il giudice, resta a Milano. E parliamo ora di Mirko Rosa, titolare dei negozi Compro Oro, e sarà stato arrestato lo scorso febbraio in Svizzera, dove era fuggito per sottrarsi all'arresto in Italia a seguito di condanne. Bene, Mirko Rosa è stato estradato questa mattina in Italia e rinchiuso nel carcere di Como. Deve scontare 6 anni per un cumulo di pene che fanno riferimento hai condanne per truffa, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, riciclaggio, simulazione di reato e resistenza pubblico ufficiale. Spostiamoci ora a Legnano per vedere il cantiere in corso Magenta. Il servizio è di Camilla Garavaglia, le immagini di Walter Todaro. Siamo nel nuovo e rimodernato Corso Magenta. I lavori sono terminati, sono quasi al termine, mancano praticamente pochi metri, poi verranno tolte le transenne e tutto il percorso verrà ultimato e verrà riaperto al passaggio delle automobili. Abbiamo chiesto ai commercianti che cosa ne pensano. Siamo con Cristina di Gallery. Cristina, com'è il nuovo Corso Magenta secondo te? È utile e funzionale per voi commercianti? Ciao, nel frattempo sì, anche perché la strada era parecchio dissestata. Io sono qua da ben 18 anni e comunque c'erano delle problematiche proprio a livello di passeggiata e di strada dissestata, di conseguenza anche paura di farsi male. Era un lavoro che andava fatto quindi? Assolutamente sì. Ora siamo con Michael di Zerbi Abbigliamento. Michael, cosa ne pensi del nuovo Corso Magenta rimodernato? Allora, direi che Corso Magenta nuovo ha comunque cambiato totalmente l'aspetto e su questo siamo molto contenti. I lavori sono stati leggermente a rilento rispetto a quello che si era preventivato, quindi su quello lì qualche dubbio lo abbiamo. Sicuramente la situazione Covid non agevola le attività commerciali di Legnano, speriamo in un futuro prospero per tutte le attività commerciali. Quindi su quello ci auguriamo il meglio a tutti quanti e che riprenda veramente l'attività di tutti quanti. E con questo è tutto, appuntamento al notiziario di domani alle ore 13. Una buona serata.